Ben ritrovati in una nuova puntata di Rifiuti Zero qui su Radio.0, la rubrica verso una regione sostenibile dedicata proprio allo sviluppo sostenibile in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia. Ma voi lo sapete come fare una corretta raccolta differenziata? E la sapete la differenza tra un centro di raccolta e un centro di riuso? Lo andiamo a scoprire insieme a Giuliano Sponton, direttore generale di Isontina Ambiente. Andiamo proprio al centro di raccolta e centro di riuso di Gorizia per vederne da vicino il funzionamento in questo servizio. Buongiorno a tutti, ci troviamo al centro di riuso e al centro di raccolta di Isontina Ambiente, siamo alla periferia di Gorizia e questo è un sito molto importante perché è il luogo presso il quale i nostri cittadini, i nostri utenti possono portare i loro rifiuti ingombranti, ma anche dove possono portare quelli che sono oggetti che ancora possono essere riutilizzati, quindi prima che diventino rifiuti. Il centro di riuso nasce grazie ad un contributo, ad un progetto Interreg, quindi Italia-Slovenia, ed è stata un'esperienza che ha consentito alla società di replicare quella che era un altro centro di riuso che ha realizzato, ed è stato il primo in regione, grazie anche alla partecipazione appunto della regione, che si trova a Romans ed è Robononis. Qui a Gorizia il centro di riuso si chiama Isola del Riuso. Adesso vi accompagnerò a capire, a vedere come funziona. Allora, i nostri utenti quando devono liberarsi, devono smaltire una parte dei loro rifiuti, possono, nel momento in cui ritengono che questi oggetti possono ancora essere riutilizzati, possono ancora essere utilizzati da altre persone, possono passare attraverso questo posto, appunto l'isola del riuso, dove vi è la possibilità di lasciarli, ed è una pratica che si sta molto diffondendo anche alle nostre latitudini. Quindi come funziona il centro di riuso? Quindi l'utente arriva presso il nostro centro, un collega, quindi un operatore, visiona il materiale e ne valuta le potenzialità e quindi cerca di capire se sono materiali che potrebbero essere di interesse di altre persone, e quindi li va a classificare, e all'interno dei container che sono stati messi a disposizione va ad esporli. Gli oggetti vengono valorizzati anche con una sorta di punteggio, di credito che l'utente può spendere nel momento in cui, credito virtuale, no? Cioè agli oggetti vengono dati dei punteggi, quindi delle stelline, che poi il cittadino può spendere. La differenza tra centro di riuso e centro di raccolta sta proprio in questo. Nel centro di riuso noi andiamo ad esporre oggetti che non sono ancora diventati rifiuto, cioè l'utente ha deciso di liberarsene, però vuole dare loro ancora la possibilità di essere riutilizzati. Nel momento in cui poi questi oggetti magari non sono di interesse per altre persone, rimangono all'interno del centro per molto tempo, che devono essere gettati, che devono essere buttati via, allora in quel momento diventano rifiuto, in quel momento acquisiscono lo status giuridico di rifiuto e passano dall'altra parte. Adesso ci rechiamo al centro di raccolta a continuare il nostro viaggio, dove vi faremo vedere quella che invece è l'organizzazione e quindi la gestione dei rifiuti ingombranti. All'uscita del centro del riuso, come dicevamo, nel momento in cui un oggetto riteniamo che non sia di interesse per altri utenti e quindi debba essere avviato a smaltimento, viene portato all'interno del centro di raccolta, che nasce principalmente per la gestione dei rifiuti ingombranti. Come vedete alle mie spalle, qui abbiamo il pannello di ingresso che si trova all'ingresso e che consente all'utente di capire, no? E di vedere quelli che sono gli oggetti che possono essere ritirati. È principalmente dedicato ai rifiuti ingombranti, quindi a quella categoria di rifiuti che per dimensioni e per tipologia non trova collocazione nel circuito di raccolta porta a porta, che è la modalità di raccolta rifiuti che è attiva sul nostro territorio. Come vedete i cartelli sono trilingui, quindi qui abbiamo la lingua in italiano, in sloveno e in friulano, e consentono appunto all'utente di orientarsi e di capire se quello che sta conferendo è conforme e coerente con quello che può essere appunto ammesso, perché un centro di raccolta deve rispettare le caratteristiche costruttive e quelle che sono le tipologie di rifiuti che possono essere accolte.
Ecco, ora entriamo nel centro di raccolta e vediamo come è organizzato e come funziona. Qui è dove i nostri utenti conferiscono e portano principalmente i rifiuti ingombranti, quindi quei rifiuti che per la loro dimensione e caratteristica non trovano collocazione nel normale circuito di raccolta porta a porta, oppure appunto, come dicevamo, entrano quelli che sono i rifiuti prodotti dal centro del riuso, quindi gli oggetti che non trovano collocazione presso altri utenti. L'utente arriva al centro di raccolta e dopo l'identificazione, quindi dopo essere stato dopo che è stato verificato appunto la provenienza dell'utente e la tipologia di rifiuto che trasporta, quindi che deve essere conforme e coerente alla normativa, con il proprio mezzo percorre questa corsia e può salire in rampa in modo tale che poi dall'alto scarica. Quando si tratta invece di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tecnicamente detti RAEE, vengono invece conferiti depositati al di sotto di questo capannone, perché così chiede la norma, perché in questo modo sono protetti dalle intemperie e dalla pioggia e dal vento. In questo momento, come vedete, stiamo proprio separando oggetti di natura elettrica ed elettronica che sono stati portati dai nostri utenti e che vengono suddivisi per tipologia, proprio per caratteristiche tecniche in base a quelle che sono le specifiche richieste dai consorzi di filiera, in questo caso il consorzio RAEE, perché così come avviene per le altre tipologie di materiali, carta, plastica, legno, vetro, eccetera, anche per le apparecchiature elettroniche vi è un riconoscimento da parte del Consorzio Nazionale di riferimento, che riconosce dei contributi all'azienda che poi vengono restituiti ai cittadini nell'ambito dei piani finanziari che determinano la tariffa, in base proprio alla bontà della selezione e dell'operazione che il collega sta svolgendo in questo momento. Quindi è in questo momento che si vanno a separare le tipologie per caratteristica e poi sarà il consorzio a ritirare queste ceste e a riconoscere un contributo in funzione della bontà del rifiuto che sta al loro interno. Questa è la rampa che i nostri utenti possono percorrere con il loro mezzo in modo tale da agevolarli nelle fasi di conferimento del rifiuto, e quindi seguendo questo percorso, una volta raggiunta la sommità, possono parcheggiare la loro auto e scaricare comodamente i loro rifiuti, scaricandoli dall'alto, in modo tale da sia organizzare bene quello che è il contenitore che li andrà a raccogliere, sia anche agevolando le operazioni proprio di scarico. Qui rifiuti ingombranti in generale, ecco, questa è la categoria un po' residuale, quindi il materasso, la poltrona, quello che probabilmente non è più riutilizzabile, quindi andrà effettivamente a smaltimento, per poi terminare con le plastiche dure. Ecco, questa è anche un'altra filiera che va ad accogliere quelle che sono gli oggetti e i contenitori in plastica che il circuito di raccolta porta a porta, che invece è mirato ad un certo tipo di imballaggio che è oggetto di contributo Corepla, in quel caso non trova collocazione, e questo invece è un circuito dedicato di plastica dura che va sempre a recupero presso impianti destinati, ma diversi da quelli del circuito porta a porta. E infine gli inerti, si destreggia in lavori domestici, no? Può conferire nel momento in cui uno si rifà un bagno, rimette delle piastrelle, piuttosto che fa delle attività a casa di ristrutturazione. E infine verde ramaglie, ecco, questo è lo sfalcio, la ramaglia, l'erba, la potatura, ed è la linfa vitale per poi il nostro impianto di compostaggio. Quindi un compost per agricoltura biologica che poi viene restituito agli agricoltori locali piuttosto che ai nostri cittadini all'interno di sacchi. Ecco, siamo quindi giunti alla fine di questo che è stato un percorso all'interno del nostro centro di riuso e centro di raccolte, che ci ha portati appunto alla fase finale, dove i rifiuti, una volta conferiti, vengono poi avviati dai nostri operatori presso gli impianti di trattamento o di smaltimento.
Ecco, vi invito, allora sul nostro sito trovate tutti i nostri riferimenti, quindi il sito è www.isontinambiente.it, lì potete trovare gli orari di accesso, le tipologie di rifiuti che possono essere conferite e anche le modalità. Da poco abbiamo diciamo rinnovato anche quella che è la nostra applicazione, siamo su Junker e quindi lì troverete, oltre alle modalità di raccolta, anche tante attività che consentono di non solo avere informazioni sulla raccolta e sugli orari e su quelle che sono, diciamo, le destinazioni di rifiuti, ma anche la possibilità di fare segnalazioni piuttosto che di fare direttamente le prenotazioni per asporto di ingombranti e verde. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e per avermi accompagnato in questo percorso e vi invito tutti a venire al centro di raccolta di Gorizia a portare i vostri rifiuti e a fare appunto la raccolta differenziata, perché fare la raccolta differenziata è importante non solo perché fa bene all'ambiente e consente di ridurre la produzione di rifiuti, ma anche dà la possibilità agli oggetti, come abbiamo visto, di avere una seconda chance per essere utili ad altre persone.